Tranquillamente, è molto emozionato, cioè è più emozionato di me. Allora, cosa ne pensi di questa giornata? Prima vuoi dire scusa, io provo per parlare in italiano, però non sono... Parli benissimo. Bravo. Prima voglio dire, oggi è il compleanno di Michael, oggi è una giornata che sono contento per venire qui in Italia, a Roma, e vedere queste cose per i fans che fai questo spettacolo, perché questa è la cosa è veramente importante per la legacy di Michael, per andare avanti per il prossimo 200 anni. Perché allora io sono molto contento per essere qui e vedere questo, il resto della giornata con voi, forse c'è tempo per parlare con tutto in stanza, non so troppo. Divertiamo oggi. Io quando ho visto tutta la ballerina che fanno è incredibile. Io sono molto contento. Sì, perché per me Michael era mio amico e per vedere voi è la seconda famiglia di Michael e continua la legacy e fare le cose incredibili. La domanda che chi non lo sa, solamente è questa: come hai conosciuto Michael? Io ero molto fortunato nella mia vita e c'era l'opportunità, grazie a mio padre, per incontrare Michael quando io ero 4 anni. Mio padre ha portato me con lui a lavorare e ha detto vuoi incontrare un amico mio? E io non sapevo, io ero 4 anni, non sapevo chi era Michael Jackson o nessuno. Io ho andato, ho incontrato lui e io non mi ricordo mai dimenticare, lui era seduto con gli occhiali messo, alzavo, si è tolto gli occhiali e ha detto hi, I'm Michael. E io ho detto hi, I'm Frank. E poi cominciate a parlare di tutto, giocare, lui sapeva di più di giocatori di me. Era incredibile. Era un bambino, è come un bambino. Sempre giovane nel cuore, è incredibile. Michael, il momento può essere in uno secondo di un altro, tu posso parlare con Michael e c'è la cosa di una giovane e poi in 2 secondi tu vedi lui parlare è come, non lo so, è un genio che sta parlando, uno dove e lui, non lo so, è una persona speciale. Tu hai scritto un libro su Michael? Sì. E già in lingua italiana? Sì. Perfetto. Il titolo? My Friend Michael, il mio amico Michael. Guarda, avrei voluto sentire una domanda da parte vostra. Qual è il ricordo più bello che hai di Michael? Non c'è solo uno. Guarda, La cosa più bella come si dice, è la storia, l'amici, la storia di
25 anni e questa storia in totale per me è molto speciale. È un top. Ascolta, no, perché la voglio fare. Qual è la canzone che ti piace di più? Almeno questa sì. Dipende di giornata veramente. Ah, a seconda di mangiare. Quella che ti ha colpito, che ti è rimasta nel cuore. Per me c'è una cosa speciale con Human Nature per me. Allora io mi devo dire Human Nature. Supernatural. Human Nature. Ah, Human Nature. Non abbiamo il gusto di conoscere le cazzo estreme, chiedo scusa. Io non ho sentito Supernatural. Sì, ho sbagliato io. Non ho sentito bene dai vostri. Allora, ascolta, noi ci vediamo anche dopo al Gran Teatro. Sì. Sì, anche nel pomeriggio. Ci sarete voi? Ti voglio presentare una persona. Non so se la conosci, come l'hanno detto, però ti voglio presentare una persona che è l'unico italiano, ragazzo italiano, l'unico in persona italiano, che ha ballato avanti. È stato insieme a Michael Jackson. Lui è il nostro art director, il nostro direttore artistico, e voglio con me qui sul palco, Gianni D'Andria. È un momento bellissimo. Allora, scusate la stravata, Luca, grazie. Allora, io li lascio un attimo loro due, perché sono sicuro che Gianni vorrà fare una domanda a Frank, una sola. Ce l'abbiamo questo, il secondo, grazie. No, non sentono? Adesso ci riusciamo, sono sicuro, perché i nostri tecnici, ecco se si sente. Allora, facciamo direttamente sopra, facciamo un attimo con questo, ok? Buongiorno a tutti, grazie. No, Grazie per essere intervenuti qui a Magic per una ricorrenza così speciale, il compleanno del nostro caro amico Michael, perché poi Michael è un amico di tutti i fans del mondo, perché lui amava tantissimo i suoi fans. Non è, veramente io dice, voi Michael, voi la famiglia. Per noi oggi è un onore avere una persona che ha convissuto così tanto tempo e ha stretto contatto con Michael. Io nel 96 a Monte Carlo ho avuto la fortuna di incontrarlo e Monte Carlo ai World Music Award e Michael è stato di una dolcezza e di una gentilezza ineguagliabile. Non ho mai conosciuto una persona al mondo così dolce, umile e gentile come Michael. Lui ha voluto... Lui e Michael si sono abbracciati, io abbraccio Frank e Frank Pure anche Frank, anche più di me. Sono sicuro che lo abbraccio. Praticamente lui mi ha dato questa opportunità incredibile, ballare, esibirmi davanti a lui. Eravamo in un negozio di dischi e ha voluto che il negoziante mettesse In The Closet ed è stata una magia, perché quando mi sono reso conto, quando stavo vicino a Michael, che aveva un'aura così grande che lui ti immergeva, ti avvolgeva e ti senti proiettato in un altro mondo. È una persona, un uomo